Dopo le parole di Alfano, la vostra opinione sulla campagna elettorale, sulle prossime elezioni? Come detto dal nostro segretario nazionale, più volte ribadito da noi in queste settimane, siamo fortemente interessati al fermento civico che è nato oramai da mesi all'interno della città di Agrigento. Guardiamo con grande interesse questi movimenti civici che sono oggi presenti in città con i loro rappresentanti. Riteniamo che bisogna dar vita ad una sorta di patto civico che veda assieme i movimenti civici alle forze politiche. È arrivato il momento di anteporre l'interesse della città, il bene comune di Agrigento agli interessi che i partiti possono avere. Questa città è piena di emergenze, viene da anni difficili ed è necessario innanzitutto non pensare soltanto a vincere le elezioni, ma a vincerle con un progetto chiaro, con un progetto politico che possa offrire a questa comunità un buon governo per affrontare i tanti problemi che ci sono. In questo senso, come Popolo della Libertà, siamo pronti a sposare un progetto che possa vedere assieme, ribadisco, il fermento civico alle forze politiche nell'unico interesse supremo che è quello degli agrigentini. Sabato, nel corso di un incontro, il PDL scioglierà tutti i nodi. Sì, ci si augura di sì. Ho convocato la riunione del coordinamento provinciale, da un lato per insediare i 30 componenti che sono stati eletti al congresso provinciale, dall'altro per fare con tutti loro un punto della situazione ultimo sulle amministrative prossime che vedranno impegnati ben 13 comuni della nostra provincia, e anche per far sì che l'organismo provinciale possa arrivare alla decisione che riguarda il candidato sindaco della città di Agrigento. Se il PD dovesse appoggiare Pennica, dunque Polis, il PDL potrebbe appoggiare Zambuto? Ma noi siamo, ribadisco, interessati al progetto, all'idea per Agrigento, mettiamo davanti il bene comune di questa città e vogliamo partecipare in maniera seria e da protagonisti ad un disegno che possa dare alla città di Agrigento il miglior amministratore possibile per affrontare con efficacia, con efficienza le 1000 emergenze che ci sono in città. È possibile una vostra apertura del PDL con Zambuto? Io non sento di escludere nulla in questo momento, ma ribadisco che quello che guardiamo con grandissimo interesse è il fermento civico che c'è oramai da settimane all'interno della città di Agrigento.